Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì 12 febbraio, siamo in diretta come sempre, tanti collegamenti, tante le notizie, poi alle 12:30 ci collegheremo con la Regione perché ci sarà il punto stampa del Presidente Luca Zaia su temi di sanitari, quindi sentiremo che cosa dirà il Presidente e tanta la cronaca. Andremo a Treviso, dove c'è stato, a Fontanelle per l'esattezza, dove c'è stato un colpo messo a segno da alcuni banditi. Prima però di tutto questo vi proporrei il sondaggio di oggi. Olimpiadi 2026. Sabato scorso a Venezia la protesta degli ambientalisti, intanto il 18 febbraio si apre il cantiere per la pista da bob a Cortina. Allora noi vi chiediamo, lo vedete sullo schermo, meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob? Se siete d'accordo, quindi sì, 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo, il no in rosso, 0422 1626 690. Potete iniziare a votare anche da ora, poi l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera Ring. E dunque, prima di dare la linea a Fontanelle, la notizia riguardo all'assalto di Marcon, dove 7 banditi avevano messo a segno una rapina a mano armata, prendendo in ostaggio una commessa. Dunque c'è una prima svolta nelle indagini, hanno perso, sembra ovviamente il condizionale d'obbligo, una riccia trasmittente. Questo sarebbe l'indizio che potrebbe portare ai banditi che hanno preso d'assalto la gioielleria Valenza nel Valle Center di Marcon. I carabinieri cercheranno di estrarre il DNA di uno dei rapinatori. Questa è la notizia, è stata trovata all'interno della gioielleria subito dopo i primi sopralluoghi. Sentiremo poi se ci saranno delle novità. Ora andiamo immediatamente a Fontanelle, dove lo vedo già nel nostro schermo per noi il nostro Cristian Arboi. Cristian, buongiorno. Buongiorno a te Daniele e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo per l'appunto nella piazza centrale di Fontanelle, comunità che nelle scorse ore ha subito un raid ladresco particolarmente incisivo, forte, l'ennesimo raid ladresco che ha visto nel mirino delle abitazioni, in realtà non qui a Fontanelle ma in una frazione poco distante, la frazione di Fontanellette. Raid ladresco, dicevo, prima sono entrati in un'abitazione, l'hanno messa sopra, hanno portato via diversi oggetti e poi in un'altra abitazione dove all'interno della casa hanno trovato madre e figlio che sono stati in qualche modo che si sono ritrovati faccia a faccia con i ladri, con i delinquenti. Questo sabato sera alle 21:30. Qui con me la sindaca di Fontanelle, Maurina Sessolo, che ha incontrato questa famiglia poco fa sostanzialmente, quindi che ci può aiutare a ricostruire questo fatto di cronaca. Cos'è successo quindi sabato sera? Che cosa gli hanno raccontato queste persone? Sì, buongiorno intanto. Sì, domenica mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia di questi furti avvenuti in paese, e uno in particolare insomma un po' più forte e più brutto. Questa mattina sono stata col vice sindaco a portare la vicinanza e la solidarietà a queste famiglie, in particolare a quella dove appunto i titolari erano a casa e se li sono trovati nella camera dove loro hanno fatto irruzione. È un borgo di case, di parenti, e sono entrati in 2 famiglie, in una fortunatamente non c'era nessuno, quindi hanno rovistato e trovato qualcosina, nell'altra invece nella camera si sono trovati, appunto c'era la signora di casa con il figlio, e sono entrati questi 3 ragazzi, questi 3 giovani, ovviamente incappucciati, quindi impossibili da riconoscere, e pur avendo, sembra un'arma, che non si è capito se giocattolo o comunque un'arma vera, hanno comunque chiesto di consegnare quanto avevano. È stato consegnato e poi insomma se ne sono andati. Quindi uno di questi 3 soggetti sventolava in aria un'arma. Sventolava un'arma, ripeto, non hanno capito neppure loro, presi ovviamente da questa situazione, se si trattasse di un'arma vera o un'arma giocattolo, ma non hanno ovviamente dato assolutamente prova di cattiveria
famiglia, ecco, ma si sono fermati a tranquillizzare e a dire che non stava succedendo nulla, di star tranquilli. Certo, si sono fatti consegnare quanto avevano in casa. Quindi se abbiamo ricostruito nella maniera corretta, la donna prima ha sentito dei rumori in camera, pensava fosse il figlio che in quel momento si trovava all'interno dell'abitazione, e invece poi si è accorta che erano altri soggetti, questi 3 soggetti, tra cui uno che sventolava per l'appunto un'arma. Poi è stata raggiunta anche dal figlio, quindi anche il figlio si è ritrovato di fronte a questi delinquenti. Sì, si sono trovati in camera, poi li hanno ovviamente chiusi all'interno di questa camera, cioè chiusa la porta, e loro ovviamente se ne sono andati per la stessa finestra, il stesso balcone per il quale erano entrati. Portando via cosa? Ma hanno portato via qualcosa, adesso ovviamente non so assolutamente bene dell'ammontare, ecco, del bottino, e anche diciamo che cosa, ecco, se soldi o comunque preziosi. Si sono portati via comunque qualcosina. Sì. Resta un fatto particolarmente violento nella sua dinamica. Sì, infatti dicevo, ci siamo svegliati con questa brutta notizia, perché furti, soprattutto anche qui nella zona dell'Opitergino Mottense e anche a Oderzo qualche giorno fa, ne stanno accadendo, ne stanno succedendo, però ecco, c'è una dinamica come questa, ecco, in questi giorni è la prima che sentiamo, ed è ovviamente un fatto che ci ha scosso e che ci scuote ovviamente. Quindi quello che mi sento di dire è di stare attenti tutti, prestare attenzione ai movimenti che abbiamo attorno alle nostre case, di prestarci anche solidarietà e quindi insomma vicinanza tra vicini, quello che di solito si sente dire il controllo del vicinato, quindi insomma ecco, di stare attenti e sempre denunciare e avvisare anche il comando che abbiamo qui e che è sempre anche vigile, sempre che gira nel territorio, sorveglia il territorio, ecco, quindi di avvisarli e di denunciare se accadono fatti più o meno gravi insomma nelle nostre E da abitazioni. parte vostra, Sindaco, state predisponendo un nuovo sistema di videosorveglianza? Sì, da parte come amministrazione stiamo vedendo proprio in questi giorni con i comuni di Porto Buffolè e Mansuè, con i quali siamo anche convenzionati come vigilanza urbana, proprio di presentare un progetto e quindi cercare di vincere un bando che sta uscendo, proprio per poter installare nel territorio delle videocamere ad oggi mancanti, che oggi appunto purtroppo ahimè non ci sono, quindi cercare di controllare anche come amministrazione comune quello che possiamo fare, insomma stiamo cercando di farlo. Metteremo quindi una serie di videocamere di sorveglianza e poi anche di lettura targhe all'ingresso nelle porte centrali, insomma ecco, del comune. Grazie davvero Sindaco, la Sindaca di Fontanelle Maurina Sessolo. Per il momento è tutto con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit, grazie anche al Sindaco e alla nostra Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Noi continuiamo con la cronaca, andiamo a Padova mentre continua l'indagine per far luce sulla cooperativa di Vigonza indagata per caporalato ed estorsione. 177 lavoratori sono rimasti a casa, l'avvocato della cooperativa chiede il dissequestro. Il sequestro finalizzato alla confisca della sede della cooperativa Solidalia, finita nel mirino di un'indagine della squadra mobile di Padova che vede indagato il precedente presidente per violazione di norme in materia di immigrazione, caporalato ed estorsione, sta avendo ripercussioni sui dipendenti regolari della cooperativa. 177 persone sono rimaste a casa dopo il provvedimento. Si tratta di 105 dipendenti e una settantina di addetti a lavori di pubblica utilità. L'avvocato Carlo Bermone, che tutela l'attuale presidente della cooperativa che ha sede a Vigonza e che dispone di una sede operativa a Pianiga e di un'unità locale nel carcere di Rovigo, ha chiesto il dissequestro e il riesame del provvedimento. L'indagine era partita dopo che la polizia aveva fermato un tunisino rientrato in Italia dopo una prima espulsione del 2019 e che risultava assunto nella cooperativa di Vigonza. 19 poi richiedenti asilo del Mali, del Burkina Faso, del Senegal, della Costa d'Avorio e della Guinea, che sarebbero stati fatti lavorare in modo totalmente gratuito dopo aver firmato un patto formativo di lavoro volontario, sottoposti a continuo ricatto. Se non avessero lavorato non avrebbero infatti ottenuto il permesso di soggiorno. Negli alloggi riscontrate carenze igienico-sanitarie, violate anche le norme relative ai luoghi di lavoro.
Rimaniamo a Padova per una storia che davvero non vorremmo raccontare, una storia drammatica di prostituzione minorile venuta alla galla grazie ad una mamma coraggio padovana che ha denunciato tutto dopo aver scoperto i messaggi degli uomini che contattavano la figlia minorenne per avere dei rapporti sessuali. La figlia si offriva loro per racimolare soldi. Hanno consumato rapporti sessuali con una quindicenne che aveva pubblicato un annuncio in un sito di incontri. Ora 10 uomini andranno a processo per prostituzione minorile e rischiano da 6 a 12 anni di carcere. La storia risale al 2021, quando una mamma scopre sul telefonino della figlia messaggi che fanno riferimento ad un annuncio che offre prestazioni sessuali in cambio di denaro. La ragazzina, che aveva avuto problemi di abuso di alcol e droga, una volta era stata ritrovata in coma etilico, offriva il suo corpo ai clienti, nonostante il suo viso da adolescente aveva sempre assicurato di essere maggiorenne. Circa una trentina gli uomini identificati attraverso i numeri di telefono che avevano risposto al suo annuncio, ma alla fine ne sono stati indagati 10, quelli che avevano effettivamente consumato il rapporto sessuale. Si tratta di 5 padovani residenti in città e provincia e 5 stranieri. Hanno tra i 21 e i 50 anni, hanno pagato alla minorenne 100 euro a prestazione che veniva consumata in un alberghetto vicino al cavalcavia Borgomagno a Padova oppure in auto. La ragazza, che ora ha 17 anni, si trova in una comunità protetta. Ed andiamo ora a Vicenza. Escalation di aggressioni, furti, rapine nel Vicentino. Oggi i commercianti di Via Lanza hanno chiesto un incontro al sindaco per risolvere il problema dello spaccio, del degrado e della violenza. Una situazione, dicono, insostenibile. Ce ne parla il nostro Carlo Inghilleri, che lo vedo sullo schermo. Carlo, intanto buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo, hai detto bene, qui a Palazzo Trissino, il comune di Vicenza, dove questo gruppo di commercianti di Via Lanza è pronto a salire per portare le proprie istanze al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Degrado, spaccio di droga, aggressioni, insomma in tutta la città c'è un'escalation di furti, di rapine, però in questo caso questo gruppo di commercianti di Via Lanza porta le proprie istanze allora lascio la parola a Matteo Borboni perché ci spieghi quali sono i vostri problemi. Allora, i nostri problemi sono nati circa un anno fa e abbiamo un problema di ordine pubblico notevole, nel senso che il fine settimana, particolarmente il sabato e la domenica, si genera situazioni di spaccio, risse, assembramenti di 50-60 persone che bloccano la viabilità della via, non permettendo ai nostri clienti di arrivare dove vorrebbero arrivare e dove noi abbiamo bisogno che arrivino. Certo, quindi il problema è che senza clienti le attività rischiano di chiudere. Direi proprio di sì, questo è un problema notevole, tanto che i miei clienti hanno sollevato questa cosa. Io, finché c'è questa situazione, da te non vengo più. Io non vengo più, ecco, sentirselo dire per un commerciante non è piacevole, anzi è un grosso problema da risolvere. Certamente, anche perché diciamo che abbiamo aperto l'attività da diversi anni, anche tra l'altro parliamo Matteo di 15 anni, io 27 anni, quindi sono diversi anni. Purtroppo il problema che abbiamo ultimamente diciamo che è un po' degenerato e anche diventato un po' grave per il fatto che appunto intanto questo spaccio che anche durante il giorno, non solo la sera, prima di aprire il negozio dobbiamo pulire fuori perché troviamo vetri rotti di bottiglie, senza parlare anche di altre cose e purtroppo anche la sera qualche volta abbiamo problemi a uscire perché specialmente quando è buio c'è timore, c'è paura. C'è timore. In effetti questo è un problema generalizzato in città, c'è stata un'escalation negli ultimi giorni di furti, di rapine, di aggressioni, lo dicevamo poco fa, però sentiamo nel prossimo servizio cosa è successo nelle ultime ore, proprio nell'ultima settimana, qui a Vicenza.
Altre 2 aggressioni a scopo di rapina in città nel fine settimana appena concluso. Una escalation inquietante per Vicenza che dall'inizio del mese di febbraio registra almeno una decina di casi denunciati alla questura. Le zone sono quelle del centro storico ma anche nei quartieri della prima cintura. Le dinamiche molto simili anche se variano gli autori, baby gang, tossicodipendenti o extracomunitari. Un terzetto di nordafricani sembra essere il protagonista ricorrente più spesso tra gli ultimi episodi. Scelgono le loro vittime negli orari serali per rubare pochi spiccioli e i cellulari, senza contare i furti e le spaccate come quelli avvenuti in Piazza Castello ai danni di 2 negozi dello stesso proprietario. Le ultime aggressioni avvenute sabato notte sono accadute in Viale Verona, nei pressi del cavalca ferrovia verso i ferrovieri, dove un 57enne vicentino si è salvato all'uscita da un ristorante dopo le 21 da 2 malviventi di circa 30 anni dalla pelle scura che lo hanno minacciato con un coltello. Il vicentino si è infatti servito di quanto imparato in un corso di autodifesa per mettere in fuga gli aggressori. 2 episodi distinti invece quelli avvenuti in Viale Trento. Un uomo è stato derubato dopo aver fatto un prelievo al bancomat verso le 23 di sabato da 2 soggetti che lo hanno stordito con spray al peperoncino. Un altro soggetto ha fatto irruzione in un bar sanguinante dichiarando di essere stato ferito da alcuni sconosciuti crollando infine a terra. Su questo le indagini sono ancora in corso. La ferita è stata provocata da un'arma da taglio, probabilmente lo stesso coltello in possesso dell'uomo che era ubriaco al momento dei fatti, come hanno accertato gli agenti delle volanti prontamente intervenuti. Eccoci. Occhio. Ecco, avete sentito, questo è il riepilogo di quello che è successo nell'ultima settimana, fino a poche ore fa. Adesso però, in questo momento, siamo qui a Palazzo Trissino e questi commercianti sono pronti a salire su dal sindaco a portare le vostre istanze. Sì. Chiediamo al sindaco che ci aiuti con le forze dell'ordine eventualmente e ci trovi un attimo una soluzione per quel che possa fare, insomma, perché così non si può andare avanti sinceramente. In particolar modo adesso con la stagione che si apre, che verrà un attimino più caldo, la cosa sarà ingestibile, specialmente i fine settimana, perché 30, 40, 50 persone sono ingestibili. Poi non è gente, voglio dire, tranquilla, è gente aggressiva, gente violenta, sì, che fa parte un po' della criminalità, diciamo. Insomma, c'è bisogno di un giro di vite, giusto? Direi proprio di sì. Speriamo che questo incontro col sindaco ci dia una mano, ci aiuti. Non so come, cosa si possa fare, però noi abbiamo bisogno veramente di aiuto e chiediamo aiuto al sindaco. Bene, io ringrazio questi commercianti, vi faccio un grande in bocca al lupo per l'incontro con il sindaco che ci sarà tra poco appena chiudiamo questa diretta. Direi che se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Carlo Anghileri, grazie anche ai suoi ospiti, ovviamente poi anche l'esito di questo incontro nel corso dei nostri telegiornali di Vicenza e del Veneto a partire dalle 18:30. E noi andiamo avanti con la cronaca dal Trevigiano. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto un odontoiatra con studio medico in provincia che per gli anni dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro, contabilizzando anche costi indeducibili per 285.000 euro per un'evasione fiscale complessiva di 700.000 euro. Singolare è stato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per occultare gli incassi non fatturati, di cui erano a conoscenza anche i collaboratori di studio. Il medico infatti, dopo aver acquistato da una società lombarda un particolare software per gestire gli appuntamenti dei clienti, le cartelle cliniche e le fatturazioni, ha utilizzato il programma per tenere una doppia contabilità, la prima con le scritture contabili esibite ai verificatori il giorno dell'avvio dell'attività di controllo, la seconda invece tenuta nascosta per registrare i compensi incassati e non fatturati. Ed ora rimaniamo sempre a Treviso perché non si placa la violenza tra giovani, ennesima rissa alla stazione delle Corriere di Treviso, la rabbia del presidente MOM Giacomo Colladone, mai vista una violenza così in 40 anni, ha detto ormai sono episodi quotidiani, adesso basta.
Ancora un'aggressione alla stazione delle Corriere. Sono minorenni i ragazzi che sabato pomeriggio hanno preso a botte un 54enne tunisino. I due giovani, tra cui uno di origine kosovara, sono stati protagonisti di un'accesa discussione con l'uomo, poi degenerata nella violenza. Il minorenne kosovaro si è scagliato contro il 54enne con pugni che solo i militari dell'esercito impegnati nelle vicinanze nell'operazione Strade Sicure sono riusciti a fermare. Sul posto anche i carabinieri allertati da un passante che suo malgrado ha assistito alla scena. Si tratta dell'ennesimo caso di aggressione nella zona dell'autostazione. Solo venerdì la rapina ai danni di un ragazzino assalito da alcuni coetanei che avevano preso di mira le sue cuffie e il suo cellulare. Da chiarire se nell'aggressione il gruppo avesse estratto anche un coltello per derubare il ragazzo. Violenza che non si placa nella zona dell'autostazione. La rabbia e l'esasperazione del presidente MOM Giacomo Colladon. Sono episodi che interessano relativamente il trasporto pubblico. Succedono nell'autostazione e quindi questo è un fatto, però succedono anche perché ci sono dei deficienti in giro, ma molti deficienti che non capiscono e che fanno solo dei disastri. Ormai nel trasporto pubblico credo di avere un'esperienza che supera i 40 anni abbondantemente. Io i fatti di questo tipo e quelli che stanno succedendo negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, non ho mai visti. Mai visti una roba del genere. Partiti da questa settimana i controlli dei vigilantes che MOM ha deciso di impiegare sulle linee di autobus maggiormente attenzionate per episodi di violenza e aggressioni al personale e i presidi dei carabinieri nelle stazioni dei bus di Treviso e della città di provincia in cui più spesso si concentrano i giovani. Come azienda abbiamo messo in campo le nostre guardie giurate, abbiamo fatto anche un programma di intervento con i carabinieri che sta dando i suoi frutti. Ovviamente non possiamo essere in tutti i posti in ogni momento 24 ore su 24. La mia preoccupazione è quella dell'ordine pubblico, di mettere in sicurezza i nostri dipendenti che sono frontline, gli autisti, i verificatori e gli utenti che usano il mezzo pubblico. Le possibili soluzioni per garantire maggiore sicurezza sono state messe in campo, fa sapere Colladon, ma non ci si riesce a spiegare un'escalation di violenza di questo tipo. No, veramente non riesco a capire il susseguirsi di questi episodi che sono ormai periodici, giornalieri e quindi vanno fortemente condannati. Da parte mia dico basta perché non se ne può più, sta gente qua dovrebbe essere messa su un posto sicuro e basta, fine, perché insomma non si può più tollerare che ogni giorno succeda queste cose, che io metto a repentaglio anche la sicurezza dei dipendenti, degli artisti, la sicurezza dei verificatori. Ognuno che chiede il titolo di viaggio è un pericolo in questo momento, è un fatto che non può accadere. Ed abbiamo parlato con le persone, soprattutto ragazzi che frequentano quotidianamente la zona della stazione, sempre a Treviso. Ovviamente è facile trovare chi è stato testimone, suo malgrado, di episodi di violenza. Sono scesa dall'autobus per prendere una coincidenza e subito dopo qui in stazione c'era una rissa e quindi sono andata via per quella zona là in modo da farmi venire a prendere perché non volevo aspettare l'autobus da sola. È il racconto di una dei tanti giovani che si trovano ormai troppo spesso ad assistere a scene di aggressioni verbali e risse tra coetanei che fanno percepire la zona della stazione come poco sicura. E la testimonianza non è l'unica. Parlando con i ragazzi è facile trovare chi si è trovato ad assistere a episodi simili. C'erano questi due ragazzi che hanno iniziato a spintonarsi, sono andati avanti per un quarto d'orino più o meno e poi sono andati via. Fenomeno che preoccupa anche gli stessi ragazzi. Sinceramente mi sento molto insicura a stare anche in stazione da sola perché frequento molto questa zona, soprattutto dopo scuola, e il sabato sera è penso il momento peggiore e con il buio soprattutto non mi fido a stare da sola in stazione. Secondo me non ci sono motivi validi per queste risse, però preoccupano. Da quello che ho visto di queste risse di solito sembra che sono comunque sempre conoscenti e quindi più una cosa tra virgolette tra amici del non miglior gruppo di amici. Sicuramente non è troppo un bell'ambiente da vedere. Ci sto poco, però c'è della gente un po' strana, magari certe ragazze da sole potrebbero sentirsi insicuri. Più che altro ho paura magari per le mie amiche che devono girare da sole, quindi di solito cerco di evitare.
Dipende dai giorni, perché di solito il sabato pieno di polizia. Ieri non c'ero perché ho preferito non venire, che sapevo di questa rissa. Quando c'è tanta gente è più sicuro, e invece la sera quando c'è pochissima gente non si sa mai. Se continua così è meglio essere un po' più tranquilli con polizia e forze dell'ordine. Dunque le avete sentite le voci dirette proprio dei giovanissimi, esasperati anche loro di questi continui episodi di violenza alla stazione. E contro il disagio giovanile interviene anche la diocesi di Treviso con il progetto Mi illumino d'impegno. 150 ragazzi delle superiori hanno passato un weekend nelle strutture di volontariato del territorio accanto ai malati, anziani e persone con handicap. Ieri mattina la messa conclusiva del progetto, celebrata dal vescovo Michele Tommasi, ognuno di loro ha portato la sua voce, ha detto. Non è con la violenza che si vince la violenza, non è con abbandono che si vince l'abbandono. 150 ragazzi tra i 15 e i 18 anni, quelli che hanno partecipato al progetto Mi illumino d'impegno, un weekend di servizio e formazione ideato dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi. Per offrire ai ragazzi la possibilità di offrire quello che hanno nel cuore e il servizio probabilmente è una di quelle strade che riesce a intercettare le loro energie positive trasformandole per il bene degli altri e per arricchire la propria persona, la propria vita. Sono state 30 le strutture che anche grazie alla collaborazione di Caritas i ragazzi hanno potuto visitare, in cui hanno trascorso del tempo con le persone fragili, mettendosi al loro servizio. Una luce buona quella vista dagli operatori e volontari nei ragazzi, in un momento in cui invece se ne parla troppo spesso in termini negativi. Ci sono dei bei segni di speranza, dobbiamo credere che la cura è possibile, dobbiamo credere che la pace è possibile, dobbiamo credere che questi nostri giovani ci porteranno tanta gioia, tanto amore e tanta giustizia anche. Cosa hai imparato? Che alla fine anche chi ha delle difficoltà, alla fine erano felici queste persone, quindi anche se si hanno delle difficoltà alla fine si sorride sempre alla vita. Vedere con i miei occhi le realtà diverse dalla nostra e di aprire i confini, la bolla che ci siamo creati di perfezione. È bello poter vedere come queste persone ti piazzano davanti le proprie fragilità e è anche un po' di stimolo per imparare a farlo, essere tutti un po' più veri, genuini. Mi ha insegnato il senso non del dovere ma del poter fare di più. Dei piccoli gesti, dell'andare incontro all'altro. Il progetto si è concluso con la messa al Duomo di Treviso celebrata dal vescovo Tommasi, che in occasione della giornata del malato ha voluto sottolineare l'importanza del prendersi cura. Deve diventare la giornata tutti i giorni, oggi e domani e fino al prossimo 11 febbraio, affinché non ci sia nessuno lasciato da solo, nessuno che non abbia nessun altro che si prende cura di lui. Ricordiamo che alle 12.30 ci sarà poi il punto stampa dalla regione del governatore Luca Zaia, si parlerà di sanità. E noi però continuiamo intanto con la cronaca in attesa del collegamento. I militari della stazione di Vedelago hanno denunciato per furto aggravato un 52enne di origini moldave residente a Feltre nel Bellunese, gravato da pregiudizi penali, già dipendente di un'azienda di trasporti logistici del luogo, il quale in qualità di corriere nello scorso mese di ottobre del 2023 si era impossessato di un bancale di caffè del valore di circa 2.000 euro che avrebbe dovuto consegnare ad una ditta di Cesio Maggiore nel Bellunese. Le indagini effettuate dai militari dell'Arma di Vedelago con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di acclarare le responsabilità del 52enne in merito alla mancata consegna della merce. Ed ora invece nel Veronese sta tornando in Italia con un'aeroambulanza dal Kenya Luca Campagnari, il turista trentenne di Verona che 3 settimane fa era stato ricoverato in gravi condizioni nell'unità di terapia intensiva all'ospedale della città costiera di Mombasa dopo un incidente in piscina a Malindi. L'ambasciata italiana a Nairobi, che ha seguito fin dall'inizio la situazione del connazionale, conferma
conferma che si è dovuto attendere il miglioramento delle condizioni del ragazzo per poter predisporre il rimpatrio sanitario. Come vi ho detto, sta tornando proprio in queste ore in Italia con un'aeroambulanza dal Kenya. Ed ora invece andiamo a Padova. Prosegue la lotta dello spaccio delle forze dell'ordine padovane. Gli agenti della questura nelle ultime ore hanno arrestato 2 giovani spacciatori. 2 spacciatori arrestati e la loro base operativa individuata. È il bilancio di un'operazione della squadra mobile di Padova contro il traffico di droga. Da alcuni giorni gli investigatori avevano individuato un appartamento all'Arcella come possibile covo di alcuni spacciatori tunisini. 2 giorni di appostamento per cogliere il momento più opportuno. Quindi l'intervento che ha visto l'arresto di un primo tunisino da pochi mesi maggiorenne irregolare in Italia. Solo 3 mesi fa gli stessi poliziotti lo avevano arrestato mentre vendeva 2 dosi di cocaina e avevano scoperto che aveva già scontato una condanna a 7 mesi di carcere per attività di spaccio commessa da minorenne. E quando gli agenti l'hanno bloccato, il giovane ha tentato di ingoiare un involucro, ma non c'è riuscito. Conteneva 11 dosi di cocaina che gli avrebbero fruttato in un paio d'ore oltre 500 euro. In tasca aveva anche un paio di grammi di hashish e altre banconote e le chiavi dell'appartamento dell'Arcella. Nel comodino un coltello sporco di hashish, un bilancino e 1200 euro. Sicuramente l'incasso dello spaccio di questi giorni. Per lui arresto, processo per direttissima e condanna a 1 anno di carcere. Inoltre, proprio nel momento in cui sono entrati nell'alloggio, gli investigatori hanno sorpreso un secondo giovane tunisino, anche lui irregolare, maggiorenne da pochi mesi. Già noto per essere uno spacciatore di zona, più volte fermato e trovato in possesso di droga. Non aveva nulla addosso, ma a suo carico pendeva una cattura per una condanna a 1 mese di reclusione relativa a spaccio di droga quando era minorenne. Anche per lui arresto e carcere, dove sconterà la pena. Ed ora andiamo subito a Pove del Grappa, dove per noi c'è il nostro Alex Giuliano. Parliamo di Valsugana chiusa ed è come dice un altro lockdown. Ecco qua il nostro Giuliano, buongiorno. Un buongiorno allo studio e un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici benissimo, perché siamo in compagnia del sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, che quando insomma si è verificata l'emergenza con la chiusura della Valsugana non ha usato mezzi termini, ha parlato di un secondo lockdown in pratica per le attività commerciali della zona. Adesso a inizio marzo la strada dovrebbe riaprire, il tratto dovrebbe riaprire, però resta la cicatrice di settimane, di un periodo sicuramente difficile per tutte le attività commerciali. Buongiorno a tutti, sì, oggettivo la difficoltà che hanno avuto e che hanno i nostri commercianti, soprattutto quelli insomma, che hanno sede qua in statale. È anche vero che il Comune di Valbrenta ha capito quella che era l'esigenza insomma, di tutto il territorio e con l'ordinanza hanno modificato insomma, il traffico soprattutto veicolare e quindi un po' mitigato il problema insomma. Ci sono diversi esercenti che hanno avanzato la richiesta di ristori per avere dei sussidi, degli aiuti. In questo caso chiaramente non devono rivolgersi al comune. Ma un po' tutti i comuni siamo vittima di questa frana e quindi chi deve prendere parte insomma, ad eventuali ristori è sicuramente lo Stato e insomma, tutti gli enti che sono stati interessati dalla frana. Sicuramente non i comuni, perché vi dico una delle parti diciamo, lese sono i comuni proprio della Valbrenta, tutti quanti, oltre alla Valbrenta che del Trentino chiaramente. Un territorio che rischia di soffrire ancora per questo problema, e parliamo di ferrovia, in quanto c'è la possibilità che il tratto rimanga chiuso per più di 1 anno per lavori di elettrificazione. Insomma, si sta lavorando anche in questo caso con Ferrovie dello Stato per trovare una soluzione ragionevole, ma ad oggi l'ipotesi di 12-15 mesi di chiusura della ferrovia cosa significherebbe per il territorio? Allora, è un altro dei problemi che si sono innescati da questa frana e immagino che i pendolari, soprattutto gli studenti, avranno dei problemi di trasporto, anche se Ferrovie dello Stato chiaramente il servizio sostitutivo autobus l'hanno messo in campo da subito. È chiaro che questo è un altro dei fari che si sono accesi nella Valbrenta e
approfittiamo nella sfortuna di questa frana per riuscire a portare avanti tutti i tavoli che avevamo tra virgolette congelati in Regione e ANAS. Ecco, qual è la priorità in tal senso? Perché è stata solo miracolosamente sfiorata la tragedia quando si è verificata la frana, ma questo episodio può essere il punto di non ritorno, cioè l'occasione da non perdere per affrontare e risolvere definitivamente il problema. Beh, è una valle che sicuramente ha delle criticità che sono orografiche e non è l'unico punto dove è scesa la frana, insomma, che potrebbero esserci altri eventi simili. Ci sono tanti progetti con ANAS e con la Regione condivisi e dobbiamo assolutamente portarli avanti per cominciare a mitigare il problema e trovare delle soluzioni strutturali perché questi fatti non succedano più. Ecco, allora, alle mie spalle il traffico della Val Sugana nel tratto dove è ancora percorribile. Per il momento è tutto da Pove del Grappa, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie davvero ad Alex Giuliano. Noi andiamo subito ora a Palazzo Balbi dove per noi, l'abbiamo visto, già sta iniziando il punto stampa del Presidente Zaia. Essere interessato. Voi sapete come emergenza urgenza. Detto tutto questo, il nostro concittadino Campagnari, Luca Campagnari, di 34 anni se non ricordo male, a terra oggi a Verona. Questa mattina l'ambasciatore mi ha messaggiato stamattina presto, era partito l'aereo, quindi strada non è brevissima, ma insomma arriverà per stasera. Detto questo, abbiamo 3 comunicazioni, ce n'è una, perdonatemi, importantissima perché parleremo di cardiopatie, poi del Carnevale di Malo ed infine del broccoletto di Custozza, giusto? Perché viene da ridere? Sindaco non te conti niente, questo parla sempre. Bene, e dopo comunque andremo per gradi, perché come si dice, i problemi vanno affrontati come il salame, una fetta alla volta. Allora, prima roba, invito qui al mio fianco diciamo la star della cardiochirurgia, il professor Gerosa, prego, lo accogliamo con un applauso perché se lo merita. L'assessore Lanzarin. Io vi dico solo per farla breve, posso dire un mostro sacro? Qui c'è la storia della cardiochirurgia, ma non veneta, non nazionale, internazionale. Il professor Gerosa è colui che ha impiantato un cuore da donatore deceduto e è stato il primo cuore trapiantato in Italia, eravamo nel maggio del 2023, 14 maggio? 11 maggio e devo dire che non è stata solo una grande operazione per salvare una vita, ma si è aperto un nuovo corso, no? E questo poi lo faremo dire al prof. Considerate che il Veneto già aveva diciamo, un primato che è stato quello del primo trapianto di cuore in Italia nel 1985 con il professor Gallucci e quel cuore di Enrico Busnello che fu impiantato a Ilario Lazzari. Detto questo, a noi interessa dirvi che il 14 di questo mese, quindi fra 2 giorni, ci sarà la giornata delle cardiopatie. Le cardiopatie hanno un'incidenza non irrilevante nella popolazione perché, pensate, nei nuovi nati ne abbiamo circa 300 ogni anno in Veneto, sono diciamo, affetti da cardiopatie più o meno gravi, ma ci interessa dire che sulla popolazione è un'incidenza dell'8-10 per 1000. Detto questo, vi dico solo un dato, perché poi voglio veramente passare la parola al professor Gerosa, che è un dato che io non conoscevo: la mortalità a causa di cardiopatie è la maggiore tra i decessi, il 44%, vuol dire che su 100 persone che muoiono, 44 muoiono per problemi al cuore, quindi in generale. Il professor Gerosa guida diciamo, un magic team, perché ormai è conosciuto a livello internazionale, ha un curriculum che parla da solo, però passo la parola al professor Gerosa, che è meglio. Grazie. Grazie Presidente, e intanto ringrazio per l'invito. Guardo Ciaci che mi sembra la persona più pericolosa qua dentro e quindi bisogna tenere un attimo d'occhio. Ringrazio per l'invito e sì, è vero, la maggior causa di morte è legata alle patologie cardiovascolari e quasi il 50% delle morti legate alle patologie cardiovascolari sono legate all'infarto miocardico. Sto portando al fatto che come sequela dell'infarto miocardico può esserci la cardiomiopatia dilatativa post-infartuale, che è una delle ragioni che portano allo scompenso cardiaco terminale
oltre alle cardiopatie congenite. In effetti Francesco, quello che è stato trapiantato con un cuore dal donatore a cuore fermo, era affetto da una cardiopatia congenita, era stato operato già 2 volte precedentemente. E quindi il cuore è semplicemente una pompa e quando cessa la sua funzione di pompa abbiamo poche possibilità terapeutiche, nel senso che dobbiamo sostituirla e quindi dobbiamo eseguire un trapianto di cuore, però vi do dei numeri, in Italia ci sono circa 750-800 pazienti in lista d'attesa per un trapianto di cuore all'anno. Quanti trapianti di cuore riusciamo a fare? Quest'anno, il 2023 è stato un anno estremamente prolifico dal punto di vista del numero di trapianti eseguiti, perché sono stati fatti più di 300 trapianti di cuore, però diamo una risposta a circa il 40% dei pazienti che sono in lista di attesa per trapianto. Prima parlava il Presidente di un donatore a cuore fermo, scusatemi, non voglio farvi una lezioncina, però devo chiarirvi le idee. Il concetto di morte è uno solo, si muore perché c'è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Quindi che il cuore batta o non batta è ininfluente. La morte avviene perché c'è la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali. Poi abbiamo 2 criteri di constatazione della morte. Un criterio neurologico, che è il classico donatore in morte cerebrale, e poi un criterio cardiologico, che vuol dire la registrazione di un elettrocardiogramma piatto per 20 minuti. In Italia è 20 minuti, nel mondo anglosassone può oscillare dai 2 minuti dall'Australia ai 5 minuti dell'Inghilterra. Anche quelli sono donatori a cuore fermo però. Allora all'estero erano già stati eseguiti trapianti di cuore da donatore a cuore fermo perché quei 2-5 minuti non erano ritenuti un tempo troppo lungo per non poter riuscire a recuperare la funzione cardiaca. In Italia si pensava che questo non fosse possibile farlo proprio perché la morte cardiaca in Italia richiede un accertamento legato a una registrazione di un elettrocardiogramma piatto per almeno 20 minuti. Noi abbiamo un imperativo etico fondamentale che è quello di garantire la sopravvivenza ai pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale e quindi pensavamo con il mio gruppo che quei 20 minuti potessero essere superati e quindi l'abbiamo fatto e devo dire che la soddisfazione più grossa, al di là di aver salvato la vita a una persona con quel trapianto, da quell'11 maggio sono stati eseguiti a Padova altri 4 trapianti del donatore cuore fermo, ma soprattutto in Italia ne sono stati eseguiti 17. A Verona, a Torino, a Milano Niguarda, a Bergamo in un paziente pediatrico, a Roma San Camillo, a Bologna. E voi sapete che ogni intervento chirurgico in generale e cardiochirurgico, visto che parliamo di cardiochirurgia, deve essere ripetibile e riproducibile, cioè quando l'abbiamo fatto una volta dobbiamo poterlo ripetere e soprattutto deve essere riproducibile, cioè deve essere fatto anche in altri centri cardiochirurgici e quindi la soddisfazione più grande da ricercatore italiano è il fatto che quella tecnica è stata poi applicata in molti altri casi e quindi era un successo. Grazie. C'è un'aggiunta che è giusto dirla. C'è da dire che a quei 20 minuti dobbiamo aggiungere anche i 25 minuti di, adesso dico una cosa tecnica che vi dice poco, cioè ci stai attento. Eri distratto, ti ho tolto che eri distratto. Ci sei. E allora abbiamo aggiunto altri 25 minuti di tempo di ischemia funzionale calda e quindi devo dire che questo sono molto orgoglioso come ricercatore italiano. Gli americani avevano detto che non si poteva andare oltre i 30 minuti di ischemia funzionale calda perché era impossibile superare quel limite e come ricercatori italiani, di questo permettetemi di essere assolutamente orgoglioso, abbiamo dimostrato ai colleghi americani che si poteva fare e si può fare. Tradotto sono 45, oh no. 45 minuti di cuore fermo per poi impiantarlo, anzi è stato molto più fermo, ma insomma per l'espianto 45 minuti. Prego. Beh, potremmo anche, oggi possiamo dirlo, fare anche una sorpresa se volete. È qui il paziente. Francesco, prego. Buongiorno a tutti, sono Francesco, sto bene, parlo piano perché il prof mi dice sempre parla piano e niente, da quando ho fatto l'intervento posso dire che la vita è cambiata, la mia. Sono orgoglioso di aver avuto fiducia
nel prof, perché per me il prof è diventato come un papà, posso dirlo? No, non dirlo se non si ingelosisce poi cosa, dai, non dirlo dopo. Avevo vedo mio papà di là che... Considerate solo una roba, che sua mamma lo accompagnava a camminare e se lo perdeva per strada. Adesso sua madre deve prendersi la bicicletta per seguirlo. No, veramente, le dico, ha cambiato completamente la mia vita e era arrivato al punto che facevo fatica a fare qualsiasi cosa, e naturalmente causa anche dei 2 interventi precedenti, dalla mia nascita con cardiopatia e tutto quant'altro, però difatti il famoso 8 maggio, quando mi sono presentato davanti al prof, al dottor Pradegan, che mi ha chiamato per firmare il nuovo protocollo, non ho guardato niente e nulla, ho accettato subito, ho firmato. Perché ho detto, devo farlo. Il desiderio di farlo era lì da 2 anni e mezzo, da quando ero in lista, e posso dire che funziona. Più di così il motore funziona, tutto quanto va bene e andiamo avanti sempre così. Fino a qua tutte le biopsie sono negative, ringraziamo. Sì. Grazie prof. Dico solo una cosa, che noi siamo andati a far visita il giorno dopo l'intervento, no? E lui ovviamente era in coma indotto, farmacologico, cioè quindi a me capita, quanto tempo fa? Un mese fa, un mese e mezzo fa, 2 mesi fa, dico, ha chiamato un signore e ha detto che voleva ricambiare i saluti perché sei stato a fargli visita in ospedale, era lui. Io ho chiamato la segreteria per chiedere, perché volevo avere il piacere di conoscere il presidente di persona, e appunto ho chiamato la segreteria e loro mi hanno detto guarda, indurremo magari una conferenza oppure ci sarà un'occasione. Prima dovevamo avere un'occasione in ospedale a Padova quando c'è stata la presentazione del nuovo ospedale che verrà svolta più avanti, però purtroppo per cause personali non ha potuto esserci. E poi ci siamo sentiti via telefono direttamente, io e il presidente, che sempre grazie al professore, che l'ho chiamato e gli ho detto pronto, chi parla? Sono Francesco, il primo trapianto al mondo da cuore fermo. Allora all'inizio era un po' titubante, poi ho detto, ah sì, sai che sono venuto a vederti? Sì, ho detto, però purtroppo io non c'ero con la testa e tutti gli infermieri mi dicevano che ero privilegiato, perché è passato il presidente Zai a salutarmi e il professore veniva a trovarmi in camera, però... Già aumentiamo il ticket. Però posso dire una cosa, che il paziente primo al mondo è sempre un paziente normale come tutti gli altri. Bravo. L'importante è riuscire a crescere e a dare la possibilità anche ad altre persone con il mio problema di arrivare al dunque. E io ho fatto già diversi convegni in giro con l'Avisaido, non dico di no, per il discorso della donazione, e quando parlo io tutti rimangono perché dicono per me è impossibile che tu ieri 9 mesi, perciò diciamo è nato un bambino, 9 mesi sono già un bel periodo, bisogna aspettare l'anno per la certezza, però intanto al momento tutto è libero. No, aggiungo solo una cosa che ha già detto Francesco, ringraziamo tutti coloro che hanno donato gli organi, perché se è possibile garantire la sopravvivenza ai pazienti affetti da scompenso cardiaco per quanto riguarda il cuore, comunque da insufficienza d'organo per quanto riguarda polmone, rene e fegato, questo lo dobbiamo naturalmente al fatto che qualcuno dona quegli organi, quindi riesce a trasformare un evento negativo che è il lutto, la morte, in un evento assolutamente positivo nel ridare la vita ad altre persone. Quindi pensateci, se non siete ancora donatori andate a iscrivervi alla lista. Facciamo chiudere l'assessore Lanzarin. Non ho molto da aggiungere, se non abbiamo già fatto una conferenza stampa sul
l'eccellenza del Veneto per quanto riguarda i trapianti, e se vi ricordate in quella conferenza stampa abbiamo sottolineato quanto il Veneto, i donatori e le persone che quindi quando vanno nelle anagrafi e dicono appunto con l'emissione della carta d'identità che vogliono essere donatori è molto superiore rispetto al resto d'Italia. Quindi anche questo. Dunque avete sentito, state sentendo insomma da Palazzo Balbi si parla di trapianti, abbiamo visto insomma l'emozione nelle parole del primo trapiantato di Francesco, poi ovviamente torneremo a sentirlo nel corso dei nostri telegiornali questa sera, ovviamente nei servizi che faranno la redazione di Venezia. Noi parliamo sempre di temi sanitari, ma ci spostiamo a Padova. In un anno oltre 300 assunzioni in azienda ospedaliera a Padova, numeri che però non fotografano la reale situazione. Questa invece è la versione del sindacato CGIL e ce ne parla il nostro Federico Fusetti assieme a Kristen Roccallende. Federico, a te la linea, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, parliamo ancora di sanità, siamo nella sede della CGIL perché c'è questa comunicazione che arriva dall'azienda sanitaria di Padova che parla di 356 assunzioni nel corso del 2023, numero importante certo, però è un numero che secondo la CGIL va interpretato perché fra dimissioni che sono in numero preoccupante, persone che cambiano lavoro o che si spostano in altre ULSS ma anche pensionamenti, alla fine se questo numero lo mettiamo all'interno del numero complessivo dei dipendenti dell'azienda ospedaliera viene fuori un saldo negativo di 122 persone secondo i vostri calcoli. Questo dice adesso ci spiega e ci racconta meglio Alfredo Sbucafratta che ci commenta questi dati e ci fa capire perché siamo a meno 122. Allora, oggi noi abbiamo una traduzione di quelli che sono i dati basati sull'ultimo triennio, ma noi prendiamo in riferimento dal 31/12/2022 ai dati appena pubblicati sulle testate giornalistiche d'Azienda Ospedale Università di Padova del 2023. Vedono da una parte sì 356 assunzioni fatte all'interno di tutta l'azienda, quindi con un totale del personale dipendente di circa 6.033 unità, ma che dall'altra parte sui dati in rapporto al 31/12/2022 vede una carenza di personale che varia circa di meno 122 unità solo per il comparto. Un comparto che ha visto al suo interno nel 2023 un grande numero di pensionamento, quindi dimissioni fatte per motivi di quiescenza, di dimissioni volontarie per cambio di azienda e cambio di regione, ma soprattutto di dimissioni volontarie fatte per cambio di professione o di decisione di abbandonare la dipendenza pubblica da parte di tante persone del comparto che vedono prendere questa decisione importante dopo 25-30 anni di servizio all'interno della grande azienda di Padova. Quindi una sofferenza che viene accumulata e che porta a fare questa decisione professionale che è legata sia da una questione economica, perché comunque c'è un guadagno inferiore rispetto alle altre ULSS, una sofferenza legata a importanti difficoltà di sfruttare giorni di ferie, programmare una vita e un benessere che vada in rapporto tra lavoro e famiglia per la propria professione, ma anche una necessità di dover cambiare ambiente di lavoro perché c'è un burnout e uno stress lavoro correlato molto alto dovuto proprio ai carichi di lavoro che aumentano anno in anno e che non sono proporzionati a quelli delle prestazioni presenti ad altre aziende della stessa qualità dell'azienda ospedaliera di Padova. Parliamo di tutte le figure professionali, però in particolare sono diciamo gli operatori sociosanitari, gli infermieri, quelli che soffrono di più, anche perché ci sono comunque dei concorsi fatti che però vedono l'azienda non pescare da lì per le assunzioni. Esatto, parliamo di infermieri OSS ma non per qualità di importanza o tipologie, proprio per i numeri, perché noi in azienda abbiamo circa 3.200 infermieri e 1.300 OSS che vedono al suo interno un'ulteriore carenza
carenza di personale che non viene rimpinguata nonostante la disponibilità di graduatorie che saranno prossime alla scadenza nel 2023, parliamo di agosto e settembre, infermiere OS, che non hanno la possibilità di essere assunti. Quindi noi chiediamo all'azienda di istituire un tavolo permanente sulla dotazione organica e si vada a discutere veramente non solo di teste ma proprio di qualità di offerta dei servizi. Grazie ad Alfredo Sbucafratta, grazie di questa analisi e poi naturalmente insomma approfondiremo ancora nel corso della giornata. Daniela, grazie, a te la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti, grazie anche al suo ospite. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio e andiamo di nuovo a Palazzo Balbi con il presidente Zaia. Si parla del carnevale probabilmente di Malo. Sentiamo subito. Trofeo importante che verrà, diciamo così, assegnato al carro vincitore domenica 18. È veramente per Malo un evento importante perché sono 100 anni di tradizione e cultura. Con quest'anno che ha visto anche in campo parecchi volontari, un po' di tutte le associazioni, dalle associazioni culturali, sportive e altre, e che ha visto fare una regia per realizzare quello che è l'evento più importante della nostra comunità. E quindi voglio ringraziare tutte le persone che si sono adoperate, sicuramente il Presidente e tutta la Giunta per il patrocinio che ci ha dato, e per noi è un onore, perché è veramente un onore avere la Regione a nostro fianco. Ma soprattutto ringrazio la madrina e tutte le persone che si sono, diciamo così, adoperate per questo evento. Non vi dilungo, vi aspetto al carnevale e venite a conoscere il nostro Ciaci. Grazie. No, due parole, Ciaci. Due solo. Buongiorno, due parole. Ciao a tutti. Sono già tre. Beh, porta pazienza, dai Luca, per piacere. No, intanto volevo dire complimenti ai nostri due luminari della scienza e della... non ricordo qui, va bene. Cardiochirurgia. Chirurgia, grazie. Ecco, la bella roba. Come mi sono luminare del carnevale del Malo, 100 anni e anche di più. Ridino, dai. Niente, volevo ringraziare personalmente anche due miei collaboratori che mi sono sempre Dio che mi dà una mano. La signorina o signora Elena Frigo, prego, alzati. È il nostro Festa Marco. Grazie a Loridù, penso che il carnevale va avanti ancora per tanto tempo. Conmigo finito. Grazie. Sicuro. Grazie. Prego Manuela. Salve a tutti. Poco. Io sono veramente felice, fiera e onorata di essere stata scelta come madrina per questo centenario del Carnevale di Malo, una tradizione che viene portata avanti ogni anno in modo efficiente e folcloristico. Il Carnevale per me è sempre stata una festa importante, quindi è bella, unisce grandi e piccini, una festa di estrema felicità, goliardica, dove si rappresentano tutte le varie... i vari costumi, le varie maschere, quindi è sempre stata una tradizione anche che da me da piccolina portata avanti dalla mia famiglia. E quest'anno ho conosciuto il Ciaci, che mi mancava come fiore all'occhiello della mia tradizione di carnevale, e sono veramente felice. Grazie a tutta l'organizzazione, al nostro sindaco e a tutta la squadra che lavora dietro il lavoro che c'è dei carri che va avanti per mesi e mesi. C'è una squadra veramente di grandi lavoratori, una squadra unita, e voglio fare i complimenti perché hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie. Avete domande? Cosa? No, sempre stesso. Ah, sempre lo stesso? Sì. Da quanti anni? 40 penso più o meno. Beh, 100 col 100 carnevale. No, 100 no, ma col carnevale sono sì 40, 39, 40, 38, mi ricordo mica tanto. Questo ci
Questo si fa spesa sanitaria a tenere la voce così. Ciaci, torna al normale. No, signor Bon. L'hai sentito tu parlare normalmente? No, mai. Mai? È proprio così? Bene, avete sentito 100 anni del carnevale di Malo, avete visto l'Arcuri che è la madrina di questo carnevale, di questa edizione importantissima del carnevale di Malo, l'avete visto anche il clown. Ora vi ripropongo il sondaggio per questa sera, lo vedete. Il sondaggio: meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob. Torniamo a parlare della pista bob di Cortina. Se volete rispondere sì, 0422 16 26 691, se invece volete rispondere no, 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in Ring, potete iniziare già a votare da ora. Noi ci fermiamo ancora qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora continuiamo con questa prima edizione. Andiamo avanti con la cronaca. Ha venduto una dose di eroina ad un 26enne di Breda di Piave in provincia di Treviso, ma questi sabato mattina, il 10 febbraio, è stato colpito da un malore improvviso. I carabinieri della stazione di Maserata sul Piave, con un'indagine lampo, sono riusciti a dare un nome ed un volto al pusher. Si tratta di un 25enne di origine tunisina residente a Mogliano Veneto, con precedenti penali, denunciato in quanto autore della cessione della dose di stupefacente. Il 26enne, che ha accusato il malore, è stato trasportato all'ospedale Cafoncello, non in pericolo di vita. L'esame del suo cellulare ha consentito ai militari dell'Arma di risalire al tunisino, nei confronti del quale è stata anche eseguita una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire circa 2 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Ed ancora dal Trevigiano, dalla stazione dei Carabinieri di Villorba, che hanno denunciato per ricettazione 2 fratelli di 51 e 18 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, i quali durante la notte dello scorso sabato 10 novembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati sorpresi dalla pattuglia di quel comando dell'Arma in possesso di 2 selle e 3 ruote asportate da 2 biciclette parcheggiate in piazza Umberto I. I 2 velocipedi sono attualmente custoditi in caserma in attesa del riconoscimento da parte dei proprietari, in corso di individuazione da parte dei carabinieri di Villorba. Ed ora andiamo invece nel Padovano. Sono stati ripresi dalle telecamere della polizia scientifica e verranno tutti identificati militanti di estrema destra, una decina in tutto, che hanno fatto il saluto romano sabato sera in occasione del corteo auto-organizzato in ricordo della tragedia delle foibe. L'intera iniziativa si è svolta sotto la sorveglianza dei poliziotti della Digos della Questura di Padova. E torniamo a parlare di incidenti stradali. Era uscito di strada a Santa Giustina in Colle, sempre in provincia di Padova, con la sua auto, causando gravi danni al patrimonio pubblico. Il responsabile è stato rintracciato dagli agenti della Federazione del Campo Sampierese. Dovrà pagare un conto salato, 10.000 euro. In un colpo solo era riuscito a danneggiare il marciapiede, abbattere un palo con le telecamere di videosorveglianza del comune e distruggere la relativa centralina. Conto totale dei danni circa 10.000 euro. Li dovrà ripagare tutti il cittadino romeno che la scorsa settimana alle 4 del mattino era uscito di strada da solo con la sua auto rossa mentre andava al lavoro in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. A segnalare i danni agli agenti della polizia locale e della Federazione del Campo Sampierese erano stati il giorno dopo alcuni residenti. Incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, complici segni rossi ben visibili sul muretto di recinzione, il cerchio si è ristretto su questa Fiat Grande Punto. Il proprietario, che ha ammesso le sue responsabilità, sarà adesso costretto a ripagare tutti i danni.
In vacanza a Cuba con la moglie, è morto dopo un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto lo scorso 18 dicembre Fabio Varaschin, 55 anni, originario di San Pietro di Feletto, residente in Germania, si è spento all'ospedale dell'Havana dopo oltre un mese di ricovero. Varaschin da anni viveva vicino a Stoccarda, dove aveva aperto una gelateria d'inverno. Era solito andare a Cuba, dove trascorreva le vacanze con la moglie, originaria dell'isola caraibica, e la figlia. Così anche quest'anno a metà dicembre l'incidente, purtroppo Varaschin era stato investito da un'auto mentre guidava un motorino. Ricoverato all'ospedale dell'Havana, è morto il 30 di gennaio. Nei prossimi giorni l'urna cineraria arriverà a San Pietro di Feletto per l'ultimo saluto fissato per giovedì alle 15. Ed ora cambiamo argomento, siamo nel Padovano, partiti a Conselve i lavori del nuovo plesso scolastico che riunirà le scuole elementari e medie, finanziato con fondi PNRR. L'edificio sarà pronto entro la primavera del 2026. Sono iniziati proprio in questi giorni fisicamente i lavori dopo un iter di progettazione che ci ha costretti a un tour de force per tutto il mese di agosto. Abbiamo aggiudicato i lavori, consegnato i cantieri e adesso stanno fisicamente partendo. È la realizzazione di un sogno per Conselve, perché se ne parla da tantissimo tempo. Sarà la primavera del 2026 a consegnare alla città di Conselve i nuovi edifici che ospiteranno circa 500 alunni e riuniranno la scuola secondaria di primo grado Nicolò Maseo e le scuole primarie Diego Valeri e Leonardo da Vinci. Costituiranno nel loro insieme una vera e propria cittadella scolastica, che è un'idea innovativa per Conselve. Prima non c'era, 2 edifici che costituiranno sostanzialmente un corpo unico con alcune parti comuni che potranno essere utilizzate congiuntamente, quindi parlo della mensa, parlo della palestra, che in realtà non sarà una palestra ma un vero e proprio palazzetto dello sport, un auditorium e tutta una serie di servizi molto importanti. 6,7 milioni di euro il costo complessivo dell'opera, che sarà coperto con quasi 5 milioni di euro di fondi PNRR e 1,7 milioni di euro da incentivi del conto termico. Ed ora ci colleghiamo, dovremmo averlo, eccolo qua, lo vedo già nel nostro schermo, il nostro Angelo Centola, che è il direttore dell'ACI di Treviso, perché torniamo a parlare di incidenti stradali. Abbiamo chiuso un 2023 nella Marca, insomma, non bene, con tantissime vittime della strada. Abbiamo riaperto il 2024 e non va sicuramente meglio, abbiamo visto purtroppo tanti incidenti e tantissime le vittime, e molti sono proprio giovanissimi. Direttore, tanto si fa per cercare di arginare un fenomeno che davvero preoccupa nella Marca. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, certo, noi come Automobil Club siamo molto impegnati su questa tematica. Naturalmente, come sapete benissimo, il nostro obiettivo è quello di collaborare sempre con le istituzioni deputate a risolvere o almeno ad attutire questo problema. Quindi è un problema molto sentito, ci stiamo impegnando non solo dal punto di vista, teorico o verbale, ma con iniziative soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani, anche per gli adulti, perché tutti coloro che vanno in strada hanno il dovere ma anche il diritto di essere informati, ma soprattutto formati. È una tematica sempre, sempre in divenire e soprattutto sempre attuale. Le notizie non sono incoraggianti, però noi più si va avanti e più dobbiamo intervenire affinché tutti quanti capiscono che mettersi al volante di un veicolo o di un motoveicolo è una azione molto pericolosa e soprattutto di responsabilità verso se stessi, ma soprattutto verso anche gli altri utenti della strada, che possono essere utenti deboli come i ciclisti e i pedoni in primis, ma anche gli utenti ordinari come gli automobilisti, i motociclisti e tutti coloro che alla fine conducono un veicolo. Ecco, fra l'altro è stato promosso anche un tavolo con voi e con le forze dell'ordine. Noi partecipiamo a tanti tavoli. Innanzitutto ricordo il tavolo provinciale, siamo in collaborazione con la provincia, con le forze di polizia e con tutte le polizie locali e con tutte le associazioni della provincia che si occupano di questo
importante tema. E poi come Automobil Club di Treviso abbiamo deciso da qualche anno di istituire la commissione di mobilità, da qualche anno che è in vita e ha già prodotto dei buoni risultati, in quanto riusciamo a garantire delle iniziative importanti, non solo dal punto di vista dell'informazione, ma anche dal punto di vista della pratica concreta rispetto a questa tematica. Infatti voglio ricordare che il 18 di aprile inviteremo tutti alla terza edizione Insieme per la sicurezza, in cui tutti i nostri ragazzi, i nostri giovani, ma soprattutto anche gli adulti possono venire a cimentarsi su situazioni che possono servire durante la circolazione stradale quotidiana. Ecco, noi abbiamo visto, insomma, siamo anche venuti a riprendere molte delle vostre iniziative proprio con gli studenti. Abbiamo visto anche, insomma, che erano anche molto interessati nel contattare, nel parlare proprio con le forze dell'ordine. Qual è la risposta, secondo voi, degli studenti, dei giovani che sono i diretti interessati poi maggiormente rispetto ad altri? Per quanto riguarda i giovani, la risposta è molto positiva, sono molto entusiasti, soprattutto se li coinvolgiamo, perché il segreto è coinvolgere i giovani in delle situazioni che magari non hanno, o anche per l'età, non hanno proprio la mentalità di prevederle. E naturalmente il coinvolgimento su un crash test piuttosto su delle simulazioni su strada è molto importante, crea una cassa di risonanza molto importante, ma soprattutto crea una memoria storica che può essere utile in un momento, speriamo mai, però può capitare un momento di difficoltà. Io quello che dico è che i nostri giovani devono essere formati, ma devono essere anche formati i nostri automobilisti, che sono anche un po' meno giovani, e quindi devono aggiornare le loro situazioni, perché ricordiamoci sempre che andare in auto è un esercizio molto delicato che fa riferimento a delle responsabilità importanti che si collegano alla conoscenza del proprio essere, della propria auto o del proprio veicolo, ma soprattutto della conoscenza delle proprie reazioni in situazioni di traffico ordinario o anche straordinario. Quindi molto importante, più ne parliamo, più ci coinvolgiamo ogni giorno e più riusciamo probabilmente a garantire una sicurezza migliore e soprattutto a cercare di evitare anche un solo incidente, che è tanta roba ed è un ottimo obiettivo. Ecco, noi purtroppo l'abbiamo detto all'inizio, in questo inizio 2024 abbiamo avuto davvero tantissimi incidenti stradali e abbiamo visto anche, insomma, le vittime erano davvero giovanissime, diciottenni, ventenni, insomma davvero giovani. Si può fare qualcosa di più? Ci sono controlli delle forze dell'ordine, di carabinieri, di polizia, la polizia stradale, però continuano ad esserci davvero tanti incidenti. Cosa si può fare di più? Io credo che l'intervento della polizia e dei carabinieri e di tutte le istituzioni delle forze di polizia sia fondamentale. Poi naturalmente in una provincia come quella di Treviso non è probabilmente sufficiente, perché le strade sono tante. Sarebbe da valutare una situazione legata anche alla modalità di incidente e soprattutto nelle giornate oppure nelle ore in cui questi incidenti avvengono. Generalmente avvengono sempre di sera, perché probabilmente la visibilità o la luminosità è ridotta. E per quanto riguarda le giovani vittime, questo è un dolore di tutta la comunità provinciale, perché sono giovani che perdono la vita su situazioni che partono come divertimento. Quindi guidare è una cosa seria, quindi probabilmente dirò cose già dette e ridette. Non bisogna assolutamente bere, non bisogna assolutamente essere stanchi e non bisogna soprattutto mettersi alla guida pur di dimostrare le proprie capacità. Bisogna mettersi alla guida con l'obiettivo di raggiungere il luogo di destinazione, anche se andiamo molto più piano, però l'importante è il raggiungimento del luogo di destinazione. Quello che si sa fare alla guida non è importante, soprattutto quando c'è una giovane età deve capire
che ogni giorno si impara qualcosa di nuovo e quindi bisogna rispettare, diciamo, la propria il proprio, come dire, le proprie reazioni e naturalmente rispettare i limiti di velocità, e naturalmente quello che io chiedo che la segnaletica, che in provincia di Treviso è ottima, sia sempre adeguata alla strada e alla pericolosità del tratto stradale. Quindi il messaggio è: cari ragazzi, l'obiettivo è raggiungere il luogo di destinazione, perché è il primo obiettivo per poter tornare sani e salvi e soprattutto garantirsi una propria esistenza futura e naturalmente non andare dietro a tragedie familiari ma anche comunitarie e sociali, perché questo è una cosa molto delicata, in quanto l'incidentalità stradale sta diventando sempre di più una delle prime cause di morte per quanto riguarda non solo la provincia di Treviso, ma anche il territorio nazionale, per non dire anche tutto il territorio europeo e mondiale. Ecco, purtroppo dobbiamo anche dire che la Marca come strade, insomma, non è una provincia, diciamo, felice, perché sono strade molto dritte e purtroppo a volte incentivano i ragazzi, e non solo i ragazzi, però i giovani, ma tutti gli automobilisti a correre, e questo è un altro dei fattori, insomma, che provocano poi incidenti anche gravi, come lo abbiamo, insomma, ormai detto più volte, anche il mettersi alla guida dopo aver bevuto, insomma, ed è un altro dei fattori che purtroppo incide non poco negli incidenti stradali. Per quanto riguarda le strade dritte, il problema è che bisogna capire su quale strada stiamo andando, e quindi ci sono dei limiti specifici per ogni strada, quindi cerchiamo di attenerci ai limiti di velocità e soprattutto cerchiamo di non avere quell'ansia, quella fretta di arrivare. Siamo tranquilli e cerchiamo, come si diceva prima, di raggiungere il posto di destinazione. Probabilmente c'è qualche sorpasso che non si dovrebbe assolutamente azzardare, e cerchiamo anche di stare un po' più rilassati alla guida, perché il fattore psicologico del conducente alla guida è un fattore fondamentale sull'incidentalità che possa capitare o meno. Quindi la guida deve essere una guida rilassata, naturalmente una guida attenta e entro e non oltre i limiti che quel percorso stradale ci indica. Se incominciamo a ragionare in questo senso, molti incidenti possono essere evitati. Ecco, vogliamo ricordare qual è la prossima iniziativa che avete, insomma, messo in cantiere? Sì, noi grazie alla nostra commissione di mobilità, grazie anche alla partecipazione di tutti gli istituti scolastici superiori della provincia di Treviso, il 18 di aprile saremo sul piazzale San Liberale, che in pratica è dietro e alle spalle dello stadio del rugby, e ripeteremo quello che abbiamo fatto lo scorso anno. La terza iniziativa è Insieme per la sicurezza, cioè Insieme per la sicurezza è sicuramente un'iniziativa importante, siamo giunti alla terza edizione, ma naturalmente è un'iniziativa che vuole coinvolgere tutti coloro che ci vengono a trovare dalle 9 alle 13, e se abbiamo ancora più richieste probabilmente la replicheremo il 19 di aprile, quindi due giornate, e ci vengono a trovare e verranno coinvolti in situazioni molto pratiche di incidentalità stradale, piuttosto di esperienza dal vivo su situazioni che magari i nostri ragazzi non hanno conoscenza. Diciamo che vogliamo dare un'informativa molto pratica, concreta, perché io sono molto d'accordo che di queste tematiche se ne debba parlare sempre, però alla fine anche il coinvolgimento, anzi soprattutto il coinvolgimento, potrebbe essere l'arma in più affinché ci sia una mortalità o un'incidentalità meglio, molto più ridotta sulle strade della nostra provincia, che purtroppo ha una tradizione che dobbiamo assolutamente invertire. E l'abbiamo detto più volte, anche una sola vittima in meno è già davvero una grandissima vittoria per tutti quanti. E cosa chiedono? Un'ultima domanda.
Cos'è che chiede maggiormente uno studente quando si trova insomma, di fronte a delle scene come quelle che voi insomma, proponete per far capire che cosa può accadere durante uno scontro? Lo studente generalmente chiede di essere preparato prima di come si deve comportare in situazioni di questo tipo, perché sono delle situazioni che istintivamente non sono nei suoi pensieri, perché quando uno ha un'età giovanile pensa sempre in maniera, diciamo, positiva al divertimento, tutto, diciamo, è risolvibile. Invece se noi gli diamo gli strumenti di comportamenti adeguati per poter salvarsi, oppure per poter salvare una vita di un proprio amico o di una persona che si trova lì, è molto ricettivo, è molto partecipativo ed è molto, come dire, entusiasta di poter dare una mano a risolvere un problema veramente importante e delicato, per non dire grave, del nostro territorio provinciale. Quindi io credo che gli studenti hanno una ricettività notevole e quindi noi dobbiamo sfruttare questa cosa. La ringrazio davvero, grazie per essere stata con noi, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a lei. Noi abbiamo parlato prima, l'abbiamo visto da Palazzo Babbi, del Carnevale di Malo con i 100 anni, ma parliamo anche del Carnevale di Treviso, volata finale in attesa proprio della grande festa con la sfilata dei carri mascherati. Martedì Grasso, Antenna 3 seguirà la manifestazione con una lunga diretta a partire dalle 14. Se il maltempo ha messo i bastoni tra le ruote dei carri mascherati, costringendo a rinviare le sfilate di Vittorio Veneto, Zenson di Piave e Roncade, la Marca guarda con il sorriso agli ultimi 2 giorni del Carnevale, che soprattutto il Martedì Grasso dovrebbero essere baciati dal sole. Grande attesa dunque per i 2 eventi clou organizzati da Carnevali di Marca, le sfilate di Conegliano e Treviso. Nel capoluogo la grande festa colorata partirà da Piazzale Burchiellati ed attraverserà il centro cittadino per la gioia di grandi e piccini. Il corteo di carri e gruppi, 25 in tutto, non mancherà di stupire e quest'anno ci sono delle novità anche per i premi. La giuria non conferirà solo premio al miglior carro della sfilata. Tra parentesi abbiamo 25 tra carri e gruppi partecipanti, quindi un buon numero. La giuria non conferirà, oltre a questo premio classico, anche il premio al miglior gruppo mascherato e anche la migliore coreografia, quindi questa è un'altra piccola novità che andiamo a portare. Tanta allegria, maschere, musica e coriandoli con un'attenzione rafforzata quest'anno sulla sicurezza. Abbiamo per la prima volta 3 chilometri di transenne, appunto per mettere in sicurezza il pubblico, in modo che non ci sia appunto il minimo rischio durante il passaggio dei carri sbagliati con decine e decine di volontari che vanno a sorvegliare questo aspetto. Ed anche quest'anno Antenna 3 seguirà l'intera sfilata dei carri mascherati con una lunga diretta a partire dalle 14, così che tutti, grazie alle telecamere di Antenna 3, possano vivere da casa le emozioni della festa più colorata e pazza dell'anno. Vi ricordo dunque questa sera la nostra trasmissione Ring, lo vedete in sovraimpressione il nostro sondaggio, potete votare anche ora. Gli ospiti saranno l'onorevole Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega, Vanessa Camani, capogruppo Partito Democratico in Consiglio regionale. E poi nella seconda parte parleremo dell'assalto armato di Valle Center. Abbiamo aperto la nostra edizione proprio con questo, con una svolta, seppur insomma piccola, una svolta nelle indagini, una ricetrasmittente trovata all'interno dell'orificeria che è stata presa d'assalto. Ci saranno in studio questa sera Robertino Zancani, il gioielliere di Ponte di Nanto, che nel 2015 fu rapinato dal gruppo di banditi protagonisti dello scontro a fuoco con il benzinaio Graziano Stacchio, che uccise uno dei rapinatori. Fra poco ci saranno le previsioni del meteo e la pubblicità, ma poi si tornerà qua in studio con Alice Montagnier per il nostro approfondimento sui temi della salute e si parlerà dei vantaggi della medicina rigenerativa. E qui ospite il professor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Questo è tutto, vi lascio quindi alle previsioni del tempo, la pubblicità e poi nuovamente qui in studio.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Per l'inizio della settimana si profila un aumento della pressione atmosferica e dunque una situazione meno perturbata. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di lunedì 12 febbraio mostra un contesto stabile, sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo poco nuvoloso. Tuttavia non sono esclusi dei residui piovaschi qua e là al mattino. Temperature stazionarie minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 10-14 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il vortice ciclonico si allontana verso i Balcani, il tempo migliora con più sole. Anche in questo caso al mattino saranno possibili delle precipitazioni residue. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. In cielo si alterneranno tratti soleggiati ed annuvolamenti, precipitazioni comunque assenti. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.